Buonasera a tutti ragazzi, qui a Salerno davvero stasera non si respira, qua stiamo inguaiati veramente, quindi stasera proprio stiamo squagliando oppure sciogliendo come volete dire in italiano, però una cosa è certa che stasera davvero non se ne può, quindi ci stanno sti nuvoloni di afa, ma stasera davvero non c'è un alito di vento, quindi stasera ventilatori a tutta forza, quindi stasera non si respira, almeno qua a Salerno ragazzi è proprio critico, perlomeno qua da me, quindi non c'è un'anima viva in giro neanche, quindi tutti quanti sono partiti per le vacanze, quindi siamo rimasti a casa, quindi è meglio far partire gli altri, noi rimaniamo a casa, quindi già stiamo inguaiati. Poi se andiamo in giro, poi vediamo ottobre-novembre che succede e facciamo la festa, quindi meglio evitare. Quindi il Ferragosto lo passeremo a casa, quindi come sempre dico, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio, quindi evitiamo di andare in questi luoghi affollati, quindi perlomeno io di andare in luoghi anche in spiaggia quest'anno veramente ho fatto pochi bagni, quindi ne ho fatti sono 3-4 mi pare, quindi da casa non ci muoviamo, quindi gli altri invece, pure qui a Salerno, tutti quanti si lamentavano che chi non poteva mangiare, chi voleva i 600 euro dallo Stato, chi voleva questo, chi voleva quello. Fatto sta che adesso tutti quanti sono partiti, quindi adesso i soldi sono usciti, guarda caso. Quindi si lamentano, poi al finale. Adesso sono partiti tutti per le vacanze, quelli che fino a poco tempo fa dicevano, no, lo Stato non mi aiuta, oh avvocato, beata a te, qua no, qua proprio zero proprio, qua temporali, niente ancora no, si squaglia, diciamo, tutto qua, niente di particolare. Stavo dicendo il fatto delle persone che si sono lamentati che non avevano i soldi per mangiare, stavano in difficoltà, stavano così, stavano così, tutti quanti sono partiti per le vacanze. Poi se qualcuno su Facebook mi scrive lo Stato non mi aiuta a ottobre-novembre, lo manda a quel paese direttamente. Quindi tutti quanti a piangere, lacrimare, lo Stato non ci aiuta, qui no. 4 giorni, comunque diciamo che finale tutti quanti sono partiti, quindi chi per 4, chi per una settimana, chi per 10 giorni. Poi quando c'è stata l'epidemia, tutti quanti, chi scappava di qui, chi scappava di lì, non possiamo fare la spesa qua, là, il lavoro non ci sta, le fabbriche chiuse, ma tutti quanti, tutti quanti che stanno partendo per le vacanze, quindi oramai proprio, non ci tengo proprio ad andare anche perché il 15 di agosto, oh, grazie, è la stessa cosa. Qua stiamo proprio squagliando a Salerno, vabbè, Caserta è vicino, quindi stiamo là. Non lo so, ancora no, forse si sta bisticciando lei e la linea, non lo so. Grazie, qua a Salerno fa paura proprio stasera, non si respira, proprio palla proprio a centro, neanche un po' di vento. Ah, allora aveva con te, in Corona. Oh, Frange, Samore, francese, amore. Però stavo dicendo, Franci, tutti quanti si lamentavano che non c'è lavoro, non c'è stanno soldi, sono partiti tutti quanti. Stamattina stava un traffico che faceva proprio paura.
Salerno era bloccato, Francesco, proprio tutti quanti che partono per le vacanze. Il primo che su Facebook scrive, cioè, non c'ho i soldi per mangiare, lo manda a fanculo proprio. Ma nel vero senso della parola, tutti quanti volevano i 600 euro dello Stato, tutti quanti volevano i buoni pasto per il Covid. Mo come prendo qualcuno che si lamenta a ottobre-novembre, ma ne sente proprio, ma sa come? Tutti quanti fino a un mese fa non potevano mettere il piatto a tavola. Franci, ti giuro, stamattina, sa, la zona è questa qui. Molte persone che piangevano fino a 2 mesi fa, la città dove abito io è un po' deserta. Quindi diciamo che è così. Il primo che si lamenta, ti giuro, a ottobre-novembre che incominciano a dire così, così, ma da sento proprio. Devo parlare in aramaico, nel vero senso della parola. Ma a parte mo i soldi, Franci, no? A parte i soldi, no? Però sapete le condizioni già come stanno in tutta Italia, no? Cioè andate nei posti dove ci sta la gente, cioè allora proprio siete proprio ottusi. Quindi i soldi perché come dici tu se li sono fatti di debiti, vabbè, ok, ci sta. Però se devo andare in una località e stare con la paura di tornare qui e con qualche cosina appresso, ma preferisco starmene a casa. Vabbè che io alla fine sono sempre condannato a Ferragosto perché è l'onomastico di mia mamma, è l'onomastico di mia nipote, quindi a Santa Assunta quindi sto condannato che dobbiamo andare, andiamo sempre al ristorante, diciamo, a festeggiare sia mamma che mia nipote, quindi a finale, però veramente non siamo mai andati da nessuna parte a Ferragosto, anche perché, come si dice da noi, questi qua sono quelli che più si ricordano, quindi è pericoloso pure, quindi è meglio evitare questi, io se dovrei andare in vacanza dovrei venire a settembre, però in questi giorni qua mettersi sulla macchina, sull'auto è molto pericoloso anche perché per le persone come guidano, figure, proprio qua poi, però è anche un fatto, diciamo, di sto virus a finale. Tu stasera niente lavoro, Francesco? Sta facendo un corso di napolitano? Mamma mia. Francesco, a Napoli come si sta? Si schiattano? A te partono solo le ragazze. E vabbè, sono guagliotte. Quindi vabbè, allora fai il novello sposo, dai, stai a casa con tua moglie. Quindi mi raccomando, non fare la quarta bimba. Quindi Francesco, fai la quarta bambina, con il coniglio. Sono bisticciati? Comunque, il primo cucciolo mio, ma voglio un Robit e Matis. Quindi, il primo cucciolo mio. Ah, è appesi le scarpette, no? E chi ti crede, Francesco? Non ti credo, Francesco, sinceramente. Menti. Come sempre dico, il diavolo mente sempre, quindi non ti credo, Francesco. Vabbè, diciamo che non farei la quarta bambina, però farei i quarti magici come Ricky. Tutti fuori, ma già hai dato. E vabbè, Francesco, che c'è sì che gemmato. Francesco, finché uno respira, vai, non ti fermare. Poi quando non respira meglio, buonanotte. Allora se studia la luce, buonanotte. No, fa camera, tu fai come a chi, non fa caldo, non fa freddo. Appiccio condizionatore, Francesco. Abboniti. Madonna, ma fatti fa camera, non si può.
sta proprio. Che state che fa freddo, avvocato, ma che droga se... Mandami un po' di droga dal nord, per piacere. Mandami un po' di droga dal nord, che ne sai, ci può darsi che da te funziona meglio. Fa freddo. Questi tempi, dice sta parola, fa freddo. Ma visto squagliano qua. Avvocato, tu stai dicendo che fa freddo. Non può essere. Oppure forse volevi dire quando fa freddo, quando fa caldo. Così, non è che facciamo noi, facciamo il bordello. Dai, su, eh. Ma che mi- Io so solo che qua sta a 100 gradi, secondo me, umidità compresa, e buonanotte. In voglia fa freddo ancora no? Scusate, mo' ho tradotto, e giustamente ragazzi, io ho insistito, fai la quarta bambina, giustamente non sapeva come dirlo e ha tradotto giustamente un po' come era scritto. E purtroppo è il nostro linguaggio, quindi non sappiamo scrivere in italiano, come me l'ha scritto. Vabbè, fa come faccio, ci parli direttamente, fai prima. Quindi diciamo che le quarto bambine non si può avere, questo è. Si muore pure da te, quindi dice, solo da avvocatella fa freddo, ma come una piumuna? Ho capito che stai ai confini, però a fa freddo, però questo qua dice no. Così sta a Milano. No, a Torino fa caldo, in Lombardia fa caldo. Ho letto pure che ha fatto il vaccino qua, no, però non ci credo tanto. No, cremazione, cremazione. Meglio, meglio. Tumulazione non mi piace. Domani al lavoro, ancora no. Feste niente, ancora no. Cioè qua feste non se ne fanno, queste non fate una settimana di festa, no? Cioè non fa eccezione questo. Quindi domani sì, quindi quando andrai in ferie ancora no? Tra poco no? Sabato, meno male, eh? E magari ti fai una bella settimana riposata, relax. Grazie, tu stai lavorando e stai in ferie o no? Dormi bene, che ne fai 100 gradi a Puglia, dormi bene, sì. Dormi camera camera. Una settimana a settembre. E vabbè, a settembre, guarda, è la migliore forse ferie, in effetti. Tanto se vai, mo, sai che casino ci sta? 36 gradi. Stiamo a posto allora, va. E già stasera, Franci, la verità non si può staccare. Vale che stondare la furnacello qua dentro. Meno male che, diciamo che a Ferragosto abbiamo prenotato una parte qua vicino in montagna e dicono che lì fa fresco, quindi già sta sicuramente fresco. Su un paese qua sopra, quindi dicono che lì la sera fa molto fresco, quindi poi faccio la diretta semmai, così vediamo a che temperatura sta. Quindi dicono che è un posto dove la sera si sta bene, speriamo. Perché sennò ci sta pure la piscina, male che avevamo la piscina. No, in Corona no, mamma ha fatto la cena, ha fatto la sera. E ha preso il ristorante qua vicino, su una montagna, dove dice che fa freddo la sera. Guarda, lo spero veramente. C'è pure la piscina.
Ma le cavamo tutte da piscina, quindi a parte. Sì, sì, e quindi c'è a Sant'Assunta, sì, perché mamma si chiama Assunta e una pizza la sera. Sul ristorante che mamma ha detto che lì fa freschino la sera, speriamo. Galluccio ripieno. E tu, Franci, che fai a Ferragosto? E va, e sparagnati, che vedo? Non te la mandare, sparagnati con gas. E sparagniamo, io. Franci, dove te ne vai a Ferragosto tu? Casa o vai a qualche parte? Grazie, tu, incoronata rimane a casa. Avvocato tu, direzione, mare, montagna, picnic, barbecue, super fornacello. Vabbè, avvocatello sembra che di cose matriane, quindi quelle cose dure. Mille voglie. Ma si ne schiattigliosa proprio, eh. Ma tu perciò è all'inverno, devoto. Tu grazie a casa e poi in montagna. A che parte? Che montagna vai? Grazie. Zona di Avellino, no? Terminio. Mo' è un po' Terminio, la verità. Secondo me si sta fresco, mo, ragazzi, qua. Se si va sul Terminio, mo'... No, Rocca Monfino, sì, sì, ci sono stato, sì, sì. Secondo me lì fa più fresco. Io, la verità, volevo andare a Terminio, la verità. E quando ci vuoi? Un botto in che senso? Quanto più o meno? 100 testoni, no? Ma io forse ti facessi una bella barbecue. C'è l'acqua ferrarella. Ma quello perciò devi andare all'inverno, avvocato, due volte. Lui ha mille foglie, la carne rostuta. Di più, salute. De Fiorentino, de Gustatella, fai una super fornaciella sparagno con barisce e magna. Oppure va a comprare qualcosa di pesce e ti fai una grande mangiata di pesce, tanto tu sei cuoco, quindi qual è il problema? Fai, fai tutti i piatti di plastica così, rompi i pigliietti. Solo caccavello fai per fare per pasta e secondo. Sì, dalle scafe. E vabbè, ma quando si può pagare la scafe? Una quarantina di euro, no? 40 tu e 40 mogliere. Non vuoi stare a farnello, e pure tiene ragione. Dici, sto sempre là, mo fa sta ancora là, pure tiene ragione. Invece Avvocatello la fornacella proprio si è attaccata. Avvocatello sta attaccato e si alla fornacella. Ma come sto buono? A già fare una diretta che le dirette a già rimanendo la storia, già rimanendo. Come sto buono? Faccio una super diretta. Già cominciare l'antipasta, già finisce con il dolce. Come sto buono? Il cellulare un po' giù a tavola, Francesco, e faccio la diretta. Faccio vedere come si mangia al sud. Che le cose da Teleton, sai che le cose dicono quando comincia e quando finisce. Un lottino 25 euro a persona, la faccia mia, sono proprio marijuana. Ladri. Vabbè, ma poi ste tempo che gli trovano. Francesco, come sta la situazione, logo c'hanno i 400-500 euro. Postacci, secondo me ci vuole un 500 testoni, Francesco, per fare tutte cose. Poi i faraglioni che vi trovano, si pagano. No, Capri è esagerato, Capri, Francesco. Ci sono stato 2 giorni
tantissimi anni fa mi è costato 1500 euro. Vabbè, ma tanti soldi ci stavano. Quindi potremmo risciare all'epoca. Per è carastoso proprio. Mi ricordo che ho preso una Coca-Cola a metà di Sorrento. Secondo me mi sarà 10 euro, secondo me. Una Coca-Cola piccolina, una Pepsi, 5 euro. E non è che l'ho bevuta seduto, no, no, l'ho presa solo dal bar e me ne sono andato. Però sto parlando quando è uscito proprio l'euro. King, cane anche un temporale, capo per niente, proprio afa. Tutta questa nuvola bianca, vedi, tutta afa qua. Proprio chiove, cane, se ne parla proprio. Casi chiove, poi chiove fuoco. Minimo. Bravo, ci volessero ma resistere non sangue. Allora chi dovrà sta carica, per vedere l'Amazzone? Chi si sta ne cava di cava? Però capre è esagerato come prezzo, non si può cattare niente. Là li scafa. Calcola che tutta la roba che accatta per bere c'è una barca di soldi. Un ristorante c'è una barca di soldi. Poi che fai? Un lattina, stai già sdrai, un gelato. Peccato che pure a settembre fanno questi prezzi qua, quindi è sempre così. E una volta ci ho detto, oh, ti sta pensando che sono turisti? Dice, ti vengo a salire, dice, frate, te arrivo il proprietario. E chi le lavora? Ho capito che loro vivono per questi 3 mesi, ma questi 3 mesi devi fare una scipoluccia. Pensa che adesso in qualsiasi parte vai, i VIP, le fontane stanno chiuse. Io dove sono andato l'ultima volta? Dove era? Amalfi, eh? Stavano tutte le fontane di Amalfi chiuse, quindi se vuoi bere, tutto chiuso. Proprio perché devi entrare nel bar, devi comprare la bottiglina d'acqua e la pagare 3-4 euro. Proprio che le cose a schiattigli, il sindaco chiude le fontane, perché sennò dopo la gente non compra da bere. Io quando sono studente, qua. La prossima volta che vado a Amalfi mi porta la chiave inglese, lo giuro. Perché avevano tolto il tappo per far uscire l'acqua, Francesco. La prossima volta che vado a Amalfi mi porta la chiave inglese a Priest. Così la apro. La fontana per farla aprire. Io la prossima volta che vado, ti giuro, mi porto la chiave inglese a Pappagalla, vinta una subito e apro. Voglio che dicono. E la rimango aperta. Mi faccio scipazzo. Cioè, voglio dire, io stanno un sacco di fontane e nessuna funziona, dai. Che poi i turisti al finale ci stanno, quindi possono pure evitare di fare questa cosa esagerata. Cioè, pure a Salerno, ma qua no? Tu vai alla fontana, vai ai giardini, ci stanno le fontane, cioè non è che stanno chiuse. Ci sta la fontana dietro al largo campo, sul, diciamo, lungomare di Salerno, stanno tutte in funzione. E i bar pure ci stanno qua, sta un bar ogni metro qua. Sì, grazie, pure io, questo è qua c'è una Coca-Cola, una Coca-Cola 10 euro, mesi anni fa, secondo me quando è uscito l'euro, c'è frate, ma ti sta pensando che venga sotto il rischio, sono inglese, questo è i prezzi, c'è te giocavi, c'è Luca per due che io, si tolgo sempre da mezzo a finale, ma io ci lavoro, hai capito, ma il proprietario è un Mario. No, però Capri non si può andare, è come Roma, pure quando sono stato a Roma è la stessa cosa. Non si può andare, pure una bottiglietta d'acqua costa 3-4 euro. Proprio mariuolo proprio. È la stessa cosa a Venezia, Venezia no? Certi amici, io non ci sono stato, diciamo sulla gondola, no? 80 euro per gli ingoppa che la Bagnarola, no? Io voglio stare là a Bagnarola.
I ragazzi la chiamano gondoli, io la chiamo che è una bagnarola. Sì, grazie, quando sono stata a Venezia, là i ragazzi la gondola, io dico, ma qua gondola, che è una caccavella, che è è una varchia. Per fare un giro in gondola, 80 euro. Ma faccia me. Eh sì, ma ci ho cattato la gondola, francese. Io dicevo, ma quanto costa sta cosa? Un giro 80 euro. Ma che tenete? I remerò tenete? Mamma, esagerato. Questi sono poi capri, riccione, pure a riccione, pure a bisticciare. Sono stato 2 volte a riccione, ci tu disse pensare che fosse un VIP. Roma, Capri, Ischia, non si può dire. È vietato però la costiera amalfitana qua, proprio non ci puoi proprio andare. No, ci puoi chi? Mettere in un portafoglio proprio, belle chine chine. Ma poi dire è bello che spendi tanti soldi e non hai fatto niente. Cioè non è che ne so, vai al ristorante a Capri e mangi bene, a sazietà. Cioè tu te ne vai da Capri che hai mangiato, tieni fame, quando vai a casa hai mangiato da volte. Cioè spendi un botto, come dice Francesco, però dopo vai a casa e ti muori di fame. E non vale la pena. Cioè a metà di siamo andati a casa e abbiamo mangiato. Ma pazziamo, perché le porzioni sono piccole, non è che so come facciamo noi qua abbondanti, capi? Io ti sporchi i denti là. Sono quelle porzioni tipo assaggio, va, diciamo così. Secondo me saranno scarse 50 grammi di pasta, va. Franci, ti giuro, io molte volte, fino all'anno scorso andavo con degli amici a San Gregorio Magno, diciamo nel Cilento, quindi a scendere giù. Ti giuro, partivamo con salsiccia napoletana, sopezzata, provolone, formaggio di pecora, formaggio di capra, tutti sti affettati, pancette, capocuoio, poi bocconcini, sta roba qua. Bravo. Poi incominciava il tris di pasta, quindi gnocchi fatti in casa, il pappardelle, tutta sta roba qua, capretto e tutta carne arrostita alla brace. Secondo te quanto spendiamo, Francesco? Tu dici una fossaria. Quanto abbiamo speso a persona? Se lo dico non mi credete, dici di chi stai scemo, è pazzo. Abbiamo speso ragazzi 17 euro a persona. Abbiamo speso, Franci, 17 euro a persona. Che noi ci siamo guardati in faccia e mi detto chi si sei sbagliata. Pazzesco, Franci, penso che ha portato 2 volte un capretto arrostato, Ma 2 quantiere, ma 2 quantiere grosse, Franci, E all'ultimo ci faceva spaghetti aglio e olio perché il compare mi si fissava, che voglio aglio e olio per dire olio. Poi dolce fatto in casa, la pastiera, sai, tutta roba fatta in casa, Quindi un agriturismo parliamo. Di 17 euro a persona, voglio. Se stavo di casa più vicino, andavo a mangiare lì tutti i giorni senza che cucinavo a casa io. Mamma, Franci, torna. Ah, e non ti voglio dire i litri di vino che si sono bevuti, perché un compare mio e altri 3-4 amici bevevano proprio esagerato. A parcò con due vino proprio io e veniva. Cioè là il tempo il padrone è sotto un gioco con le carte napoletane che il padrone comanda chi deve bere e dice questi 3 bicchieri di vino li deve bere Francesco. Se l'altro invece è d'accordo li beve. E ti dico, e ancora tutt'oggi la gente ci va e il prezzo massimo, se proprio esagero, ma può spendere 20 euro, Francesco, ma non di più. Ma a 25 non ci sono mai arrivato. Più o meno dai 15 ai 20 euro. No, Francesco, a me questi casa portavano proprio perso. Stavano 3-4 amici che cominciavano su pizzate, capocuoio, pancette e brocca di porcuoco con vino. Ma no, San Gregorio Magno è un paese, diciamo, del Cilento, a finale a scendere giù.
No, pure a me piace, io bevo acqua frizzante, ma ultimamente sto bevendo la Ferrarella, ogni tanto cagna. Mo sto comprando la Ferrarella, mo. Ogni tanto cambio versione. Goccia di carne, la signora, vedo, com'è delicata, eh? No, io pigliavo l'acqua d'oca oppure la sveva, francese. Ma sto pigliando la Ferrarella, la verità. Ogni tanto cagna una cosa. Ma saranno una decina di giorni che sto cattando, ci vedo 3-4 casci Ferrarelle. Che mo la Conad aveva messo pure l'offerta della Ferrarelle. Avevo fatto la cassa di Ferrarelle 1,50 €. Però ne potevi prendere massimo, mi pare 12. Ma io ne ci pieno 4, quindi ne posso prendere altre 8. Però domani, dopodomani, le prendo altre 3-4 e le conservo. Anche se l'offerta comunque mi pare che è fino o 27 € al mese, quindi da voglio c'è sta tempo. Mamma io fa cavolo, però non si può stare. Stasera è una cosa esagerata proprio. Ragazzi, vi auguro buona continuazione, buona serata. Ci sentiamo domani e quindi buona notte a tutti, anche se non credo che riusciremo a dormire. Vabbè, che per me è ancora prestissimo, quindi se non si fanno i 2 e mezzi, i 3 e chi si va a cuccare. Quindi aspetta la controora e poi mi va a cuccare, giusto per fare, vabbè, faccio il cambio, faccio. Vabbè, ragazzi, notte a tutti, buonanotte. Ciao, grazie, ciao Francesco, ciao Avvocate, ciao Incoronà, ciao a tutti. Notte, ragazzi. E beata a te, noi stiamo condizionati qua a modalità inverno. Noi stiamo a modalità inverno qua.